Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ecco, ci siamo. Concentrati. Velocità. Solo pura velocità. Un vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Come potete ben vedere ci troviamo all'interno del 17° Gran Premio, il nostro Gran Premio di Yas Marina, e pronti a intraprendere una nuova avventura contro il nostro rivale Lewis Hamilton della Mercedes. Per quanto riguarda le classifiche potete vedere che ci ritroviamo al secondo posto, proprio molto vicini a Sebastian Vettel, infatti ci ritroviamo a ben 15 punti dalla sua posizione. Sarebbe davvero interessante se nei prossimi Gran Premi riuscissimo a ottenere diverse vittorie o addirittura buoni secondi o terzi posti per riuscire ad avvicinarci davvero parecchio. Bene, per quanto riguarda invece la classifica costruttori ci ritroviamo a 210 punti, vediamo se riusciamo a spostarci. Purtroppo i tastini LRB non mi funzionano bene, va bene, eccoci qua, 210 punti come potete vedere. La scuderia Ferrari è molto lontana dalla nostra posizione, però sicuramente riusciremo a dare del nostro meglio. Allora, andiamo nel nostro centro carriera e diamo un'occhiata alle informazioni del circuito. Eccoci al circuito di Abu Dhabi per il nostro giro di prova. Avvicinandoti all'ultima curva assicurati di rallentare del tutto per uscire in modo pulito sul rettilineo di arrivo e partenza. Inserisci la vettura nella prima curva a sinistra scendendo in seconda marcia. Fai attenzione al cordolo in uscita, cerca di evitarlo il più possibile perché all'esterno c'è l'erba sintetica. Ora arriva la collinetta seguita dalla seconda e terza curva. Qui accelera al massimo e ti sentirai schiacciato dalla forza di gravità mentre scendi a tutta velocità verso la quinta curva. Rallenta completamente al cartello dei 100 metri e punta verso il cono a sinistra, poi lancia la vettura sul cordolo destro. Non preoccuparti troppo della trazione in uscita perché dovrai rallentare di nuovo al punto di corda della settima curva. Ora metti la prima, fai attenzione alla trazione in uscita e cerca di non salire troppo sul cordolo. Ti aspetta un lungo rettilineo dove poter ottimizzare del KERS. Questa gara è un eccellente punto di sorpasso, ma è anche molto impegnativo se devi difendere la posizione. A destra vedrai di nuovo il segnale dei 100 metri. Taglia l'uscita di questa curva per allargarti nella successiva curva a destra prima di imboccare il rettilineo che ti condurrà in prossimità della decima curva. Non toccare il cordolo di uscita a sinistra e aumenta la spinta con il KERS per affrontare il rettilineo in settima e sorpassare gli avversari in gara, ma fai attenzione perché potrebbe riservare delle sorprese. Ora scala in seconda, riduci la velocità in uscita e lancia la vettura prima sul cordolo destro e poi su quello sinistro. A questo punto rallenta del tutto e metti in prima. Fai attenzione in uscita a non finire sul sintetico e preparati ad affrontare la sezione veloce con la doppia curva a destra che ti riporta indietro verso la zona dell'hotel. Rallenta di nuovo fino in seconda e spostati verso la destra della pista per allargarti nella 18ª curva. Qui fai attenzione al retrotreno sui cordoli in uscita, poi lancia di nuovo la vettura sul cordolo sinistro della 19ª curva vicino alla barriera sul lato destro. Scala di una marcia, spostati leggermente a destra per imboccare l'ultima curva. Segui dolcemente la traiettoria mantenendo in equilibrio sotto sterzo e sovrasterzo. Non toccare troppo il cordolo in uscita e sfrutta il KERS per concludere il tuo giro da Abu Dhabi. Avete visto ragazzi, il circuito è sicuramente molto impegnativo, anche particolare perché è costruito su un'isola artificiale a largo della costa di Abu Dhabi. Comunque 21 curve, 14 giri, 5,55 km a giro. Siamo pronti e intraprendiamo la nostra grande partita, la nostra grande gara, pronti a sconfiggere il nostro rivale. Vediamo un po'. Ed eccoci ragazzi all'interno dei nostri box Williams. Come potete vedere dal nostro pad ci ritroviamo proprio nella schermata principale. Bene, allora 14 giri, tempo nuvoloso, quindi le condizioni meteorologiche non sono delle migliori, però possiamo essere soddisfatti perché mi aspettavo pioggia, invece 26 gradi, sicuramente la temperatura dell'asfalto arriverà ai 32-34 e col passare del tempo sarà sempre peggio. Quindi vediamo un pochettino, partiremo dall'ottavo posto, un'ottava posizione ottima per quanto riguarda le qualifiche. Ho sviluppato
un assetto fantastico, vediamo se possiamo trovarlo. Ok, perfetto, un alettone anteriore e posteriore nella norma per riuscire a sfruttare sia la grande velocità massima nel primo rettilineo e nel secondo rettilineo del secondo settore, ma soprattutto riuscire a essere molto cauti e molto abili e stabili nelle diverse curve, nelle 21 curve che ci aspetteranno. Per quanto riguarda la frenata, al solito bilanciamento 53%, pressione alto per riuscire a evitare quindi fuoripista o testa coda durante grandi accelerate. Il bilanciamento ci aiuterà a tenere sicuramente una reattività della vettura molto contenuta per avere grande aderenza, ma soprattutto le sospensioni sono leggermente più rialzate, poiché in questa curva, in questa pista ci sono diverse curve anche nel terzo settore dove si perde facilmente aderenza, e quindi per evitare troppi contraccolpi e troppi attriti ho impostato le sospensioni in questa maniera, non molto rigide per riuscire a essere molto più fluido. Il cambio va a crescere dai 136 ai 326. La velocità massima non sono sicuro, ma sarà di circa senza DRS 300 km/h, 305 al massimo. Il motore è l'ultima testata, 98% di potenza erogata. L'allineamento ci permetterà invece di essere molto abili nell'accelerazione in rettilineo piuttosto che nella stabilità in rettilineo, quindi riusciremo a essere molto più reattivi in curva. Le qualifiche le ho completate, ho sbloccato anche l'ultimo elemento di miglioramento, avremo una resistenza, una riduzione della resistenza aerodinamica. Oggi gireremo con le gomme dure al sesto sì, morbide, ci fermeremo al sesto giro e metteremo le dure, vediamo, ok, seleziona tipo di pneumatico, gomme dure, va bene, siamo perfetto. Inizieremo con la strategia di carburante aggressiva, come mi avete detto, per tentare, inoltre il nostro Pastor Maldonado partirà, se non sbaglio, vediamo un po', dalla 15ª posizione, quindi molto lontano. Allora ragazzi, i giochi sono fatti, lanciamoci nel nostro campo di battaglia per vedere un po' come andrà. Sono soddisfatto ragazzi di fare questo gameplay oggi. Mi sono dimenticato di mettermi offline su Steam, vabbè, speriamo che non arrivi nessuna chiamata. Comunque io adesso sto registrando il gameplay, speriamo che vada tutto bene, altrimenti ragazzi se c'è qualche problema audio video lo carico comunque ed eccoci ragazzi all'interno della nostra 8ª posizione, abbiamo Felipe Massa alla nostra destra, vediamo un pochettino 4 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio di Abu Dhabi ed ecco che le autovetture lasciano la loro postazione di partenza, vediamo un pochettino, miscela levata per i primi 100 metri, Felipe Massa, mamma mia, dobbiamo riuscire a regolare anche un po' il KERS, proviamo un pochettino a intrufolarci in mezzo alla mischia, partiamo a tutta manetta, avanti, mamma mia, ecco Fernando Alonso davanti a noi al terzo posto, vediamo se riusciamo a fare del nostro meglio, il cordolo ci fa perdere un po' di velocità, vediamo dopo questo primo rettilineo, vediamo di lasciare perdere la miscela elevata, ci gettiamo in mezzo, attenzione, siamo all'esterno, dobbiamo passare Vettel in questa parte, attenzione ragazzi, attenzione, 1 contro 1, lasciamo perdere la miscela elevata, mettiamo sul normale, Vettel è appunto alla nostra destra, non permettiamogli di prendere la scia, primo posto da parte della Williams, dobbiamo riuscire a mantenerlo, il pilota tedesco è appunto dietro di noi, mamma mia che partenza ragazzi, partenza fenomenale, vediamo un pochettino se possiamo adesso mantenere il nostro posto, calma, partiti. Allora ragazzi vi svelerò un trucchetto, se siete appunto in questo circuito di Abu Dhabi, quando passerete il muretto Rolex, eccolo qua, se lo passate a un tempo determinato che al prossimo giro vi dirò, siete sicuramente in ottimo tempo, è una cosa che ho notato e ho provato dopo sessioni di qualifiche e prove libere interminabili. Intanto si procede a un secondo dal nostro, sempre questa curva anche nelle prove libere dava fastidio e Nico Rosberg riesce ad approfittarne, dobbiamo riuscire a recuperare prima del DRS, avanti, sempre quella curva ragazzi, sempre quella, rompe le scatole in ogni sessione, vediamo un po', avanti, il nostro assetto è ottimo, la temperatura è ottima, il carburante è ottimale, ragazzi spero che abbiate ragione perché non voglio finire senza carburante, avete visto ho usato la miscela elevata solo per qualche metro e non la utilizzerò più. Va bene, allora procediamo. Una giornata senza pioggia per l'intera corsa di oggi.
Sì. Ok, ho utilizzato, ragazzi, avete visto la miscela elevata solo per i primi 300 metri, 400 metri di pista. Sicuramente, dico, non abbiamo utilizzato granché, però ci ha permesso tutto di fare una grande accelerata e di sorpassare qualsiasi persona. Intanto, sicuramente dovrò utilizzare un po' la miscela bassa per recuperare qualcosa, sicuramente tra qualche giro. Però per adesso rimaniamo sul normale. Ok, il nostro ingegnere ci informerà. Andiamo, procediamo. Meno male che abbiamo la nostra autovettura pronta a tutto. Distanziamo Rosberg di parecchio, ma perderemo sicuramente tutto in quella dannata curva. E ancora si procede quest'oggi ad Abu Dhabi con un giro per adesso ancora di stabilità, però dobbiamo riuscire a migliorarlo. Attenzione, ancora si entra nell'ultima curva, pronta per il secondo settore. Ok, ancora un po' di KERS, vediamo se possiamo distanziarli. Mamma mia. Allora ragazzi, se passate al di sotto di questo muretto intorno al minuto, riuscirete ad avere un buon tempo. Attenzione, si va alla grande. Mamma mia, queste sono le curve pericolose, anche perché si perde molto facilmente l'aderenza. Vedete? Intanto io con il freno riesco a giostrare un po' la situazione. Questa volta la curva affrontata in maniera egregia. E si distanzia Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, tutti dietro di noi. Se riusciamo, ragazzi, a finire primi e Vettel riesce ad arrivare terzo, davvero le prestazioni a fine gara saranno, i risultati a fine gara saranno fenomenali. Ancora si va in avanti, queste curve pericolosissime, il terzo settore lo odio da queste parti. Allora, le gomme sono abbastanza buone. Maledizione, siamo usciti un attimino fuori pista. E che... Ah, ecco perché, me ne ero dimenticato, è un po' che non tocco Formula 1. Dovevo impostare il freno sul posteriore, infatti mi ero abituato io a giocare così in questa curva. Ah, ecco, perfetto, vediamo di giocare così. Ah, bene, così col freno, ragazzi, impostato sul posteriore abbiamo una specie di sottosterzo migliorato e riusciamo quindi a entrare meglio nelle curve e a uscire soprattutto meglio. Avanti, vediamo un pochettino se funziona. Ecco, con questo Il pilota dietro di te ha un solo secondo di ritardo. Un secondo. bene, così non attiva il DRS. Andiamo, dobbiamo tenerlo lontano. Accelerazione pura fino al muretto del DRS. Andiamo, non riuscirà ad applicarlo completamente. Vediamo se è vero. Non è nel secondo. Mi sembra di no, perché non lo vedo avvicinarsi. Fantastico. Andiamo. Ecco, il freno sul posteriore potrebbe essere utile nelle curve veloci. Nelle frenate dopo grandi rettilinei sicuramente pecca un po'. Però in queste fasi, come dire, del terzo settore può essere utile. DRS ancora attivo in questa parte. Sicuramente Nico Rosberg potrà dare del suo meglio. Ma intanto ancora Vettel terza posizione. Attenzione ragazzi. Olè, benissimo. Andiamo. Ricordatevi di non accelerare su questi cordoli, perché si perde facilmente aderenza. Attenzione, abbiamo perso qualcosa. Ed ecco Nico Rosberg che si fa vicino ai nostri specchietti. Vediamo come va il carburante ottimale. Andiamo. La pista, ragazzi, è incandescente, però avete visto, io ho impostato l'assetto in maniera molto tranquilla, non è molto rigido. Sicuramente i consumi dovranno essere ridotti. Andiamo, e si notano le gomme che si stanno appunto usurando, ci stanno lasciando, non sono più come quelle del primo giro, ma sicuramente perché nelle qualifiche dell'ultimo step ho disputato, suggeriscono che Vettel si fermerà ai box tra 3 giri. quindi al settimo giro. Ok, attenzione ragazzi, intanto noi continuiamo con Lewis Hamilton lontanissimo, ma le gomme si stanno appunto consumando rapidamente e dobbiamo riuscire a recuperare qualcosa perché si stanno avvicinando. Attenzione, Webber miglior giro, vediamo un po'. Mamma mia, ancora si procede. Attenzione, un po' di sovrasterzo, controsterzo. Vediamo questa curvona come la affrontiamo. No, si stava perdendo aderenza e sicuramente dopo questo errore Nico Rosberg riuscirà a dare del suo meglio. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Ed eccolo che passa in modalità d'attacco. Potete vedere come si fa sempre più vicino col DRS attivo. Siamo a 300 km/h ma non riesce a superarci. Mamma mia. Attenzione, tanto suonano trombette. Ok. Bene, procediamo, ancora seconda marcia ingranata e si va alla grande. Ehi, attenzione, non me ne ero accorto. Quinto giro circa su 14. Le gomme devono resistere ancora un altro giro. Bene, attenzione, che succede? Perché queste informazioni? Le gomme non tengono più, me ne sono accorto, amico mio. Ho sbagliato anche tasto, maledizione. Con calma. Maledizione, proprio il tasto dovevo sbagliare. Ok, va bene, continuiamo. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Ho perso un paio di decimi per il tasto appunto
cliccato in maniera errata, però credo che possiamo andare bene. Allora ragazzi, mi fermo ai box in questo giro perché non riesco appunto a gestire la situazione, le gomme sono decisamente usurate, quindi mi fermo adesso. Vediamo se mi ricordo dove sono i box. Eccoli. Quinto giro, sosta. Abbiamo ritardato tutto di un giro, ma non fa niente. Le gomme guardate come erano ridotte. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Allora ragazzi, le gomme devono resistere ancora 9 giri. Facciamo un bel giro di entrata fenomenale sotto la collinetta. Ok, vediamo se possiamo rientrare. Allora, adesso concentrazione ragazzi, un po' di silenzio. Devo recuperare tantissimo in questa parte, dai. La vettura che ti precede monta gomme morbide. Potremmo avere problemi a colmare il distacco durante questo stint. Scusate ragazzi per il silenzio, però devo concentrarmi. Le gomme le ho cambiate ragazzi perché erano leggermente sotto la soglia della stabilità e potevo perdere tanto. Quindi per evitare figuracce e testa coda mi sono lanciato sulla tranquillità, quindi, e sulla stabilità. Ora questo ci fa rallentare, Vergn. Stai andando alla grande, metticela tutta ora. Ragazzi, ci siamo. Ci siamo. Vediamo quello che siamo riusciti a fare. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Probabilmente tutti stanno entrando, stanno uscendo, non ne sono sicuro. Forse entreranno al prossimo giro, perché ancora ci sono troppe macchine in pista. Vediamo di procedere ancora a questa velocità. Scusate ragazzi per i minuti di per i secondi appunto di silenzio, però devo concentrarmi. Ah, non ci voleva. Andiamo. Vediamo di recuperare ragazzi. Mi sono dimenticato una cosa. Il DRS può essere applicato quindi come dire, azionato solo in questa parte. Invece nel secondo settore non si può usare. Me ne ero dimenticato, attenzione ancora. Ecco, qui per esempio credo che non si può attivare perché siamo... sì, siamo lontani, però anche prima non si poteva attivare, vai. Miglior giro, non ci credo in questa parte. Vedete ragazzi quando sto zitto, quanto recupero, eh? Avete visto? È il parlato che mi penalizza un po', mamma mia. Ed entrano. Vediamo un po' come va. Attenzione, Sutil davanti a noi. Levati dalle scatole, amico mio. Dai, perché continui a girare? Fammi passare. Avanti, ragazzi. È il momento. Stanno uscendo. Avanti. Eccoli, chi c'è davanti a noi? Lewis Hamilton, Grosjean. Come Grosjean? Registrare il giro più veloce della gara. Giro veloce ragazzi, mai successo. Ma dopo questi minuti di concentrazione ci voleva. Allora, vediamo adesso come si è evoluta la situazione. Chi abbiamo davanti? Grosjean. Vediamo. Avanti. Chi abbiamo davanti? Carburante un giro in più, perfetto. Allora, impossibile che abbiamo Grosjean davanti, perché sicuramente
dovrà entrare. Allora, chi c'è là davanti? Vediamo adesso nella curva. Allora, ci sono 3 macchine. Spero che quella nel mezzo non sia Vettel o Fernando Alonso. Ok, ancora si procede. Mamma mia. Speriamo che le gomme tengano, ragazzi, altri 7 giri. Oddio, qua non credo. Abbiamo spremuto come un limone queste gomme in questa prima fase. E Vettel è dietro di noi al 6° posto, molto lontano. Potete vedere. Il pilota che ti Attenzione. precede è più lento di te nel settore 2. Cerca di superarlo. Bene. Adesso prendo Il sicuramente distacco la dalla mano. vettura che ti precede è di circa 2 secondi. Bene. Maledizione. Ci stiamo emozionando ora, ragazzi, stiamo perdendo qualcosa. Andiamo. Tanto che entra il box. Allora, vediamo come si sta evolvendo la situazione. Marco Webber è primo? Che gli consentiranno di effettuare uno stint lungo. Allora, vediamo chi c'è in prima posizione. E siamo primi ancora, dopo tanto tempo, ancora primi con Sebastian Vettel al 2° posto, ha guadagnato su Alonso, quindi ragazzi siamo soddisfatti. Però il problema è che siamo entrati dei giri prima degli altri, dobbiamo limitare l'usura dei pneumatici. Infatti adesso la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Eccolo. Sta cercando di raggiungerti. Ragazzi, io qui devo stare un po' calmo, devo riuscire a regolare l'usura, perché così davvero non arriviamo a fine gara. Il carburante va benissimo, il problema sono le gomme che devo riuscire a regolarle, quindi niente accelerazioni brusche, quindi piano piano. Ecco, così, piano, senza usurare troppo, perché altrimenti finiamo completamente usurati e davvero perdiamo tutto gli ultimi giri, perché Vettel è molto veloce ed è anche molto vicino, quindi noi siamo primi, però abbiamo mantenuto la posizione dopo aver fatto 2 giri, quindi in meno, quindi noi soffriremo adesso al 12° giro. Io adesso cerco di evitare brusche accelerate, anche se perderò qualcosa, però non voglio usurare molto le gomme. Ecco, infatti Vettel si sta avvicinando, perché non sto accelerando tanto. Potete vedere che non dobbiamo perdere granché. Attenzione, ancora si va in avanti. Purtroppo le gomme si usurano davvero tanto rispetto a quelle degli avversari. E comunque il nostro assetto era bilanciatissimo, ragazzi, non era completamente aggressivo. Ecco, vedete vedere, in questo giro ho rallentato tanto e ho permesso alle gomme un po' di riprendersi. Vediamo. Va bene. Allora, 9° giro su 14. Vediamo un po' come sta procedendo. Alonso, Webber, Hamilton, 5° posto. Siamo primi, abbiamo fatto un giro veloce, ragazzi, quando tutti erano ai box. Attenzione, Vettel ancora dietro di noi, tenterà il sorpasso, la lotta è per il primo posto. Si vede appunto come la nostra autovettura risponde per adesso discretamente, ma appena le gomme inizieranno a lasciarci sicuramente ci saranno grossi problemi. Attenzione, ancora si cerca di andare in avanti con un po' di KERS per distanziare il pilota tedesco. Vediamo un po', ragazzi, qua siamo in portata di tiro, vediamo un pochettino quello che succede. E attacca Vettel nei nostri riguardi, mamma mia. Eccolo, non ce la fa, non ce la fa, eravamo troppo veloci, però tenterà sicuramente dopo. Ancora, continuiamo con il nostro carburante che è perfetto, però il problema sono le gomme. Vi lascio appunto la schermata dell'usura per farvi vedere appunto nel corso del tempo come le gomme andranno a usurarsi. Attenzione, ancora Vettel continua all'esterno, si nota il suo alettone e qua, ragazzi, soffriamo dopo aver fatto quei giri fantastici. Adesso il problema sono le gomme e la difesa del primo posto. Attenzione, ancora si va. Ci mancano credo 5 giri alla fine. Qua, ragazzi, possiamo fare con queste gomme massimo 3 giri. Veramente, con queste gomme massimo 3 giri a questa temperatura, perché c'è anche un meteo nuvoloso, quindi l'umidità aumenta e le gomme davvero ne risentono tantissimo. Quindi io ve lo dico, 3 giri possiamo resistere, dopo questi 3 giri come va va, possiamo anche perdere tutte le posizioni, però la nostra prestazione era da primo posto, avete visto appunto la nostra grande Williams come risponde. E attenzione, ancora si procede, scusate un po'. Il distacco dalla vettura dietro di te sta aumentando velocemente. Bene. Abbiamo una specie di piccolo serpentino appunto dietro di noi. Attenzione, anche qua, ecco, perfetto. Io rallento anche un po', ragazzi, perché le gomme anteriori devono reggere bene, ma
più importanti sono quelle posteriori, che se perdiamo quelle è finita. E purtroppo ragazzi per noi la gomma posteriore sinistra è quella più usurata. Bene, ok, una bella accelerazione per distaccare Sebastian Vettel, ma probabilmente riuscirà a darci fastidio. Ed eccolo Vettel che parte all'attacco proprio adesso, mancano ancora 500 metri alla fine del muretto. Vediamo quello che fa, riesce a sorpassarci. Mamma mia, vediamo se possiamo fare del nostro meglio in frenata. Eccoci, in frenata siamo riusciti a riprenderci la posizione. E ancora la lotta tra i due, mamma mia. Ancora continua. Grande, ci aspettavamo di essere 5 posizioni più indietro. Lo so amico mio, però ancora non è finita. Vediamo un po', intanto la tensione aumenta. La vettura alle sue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. Bene. E ancora Sebastian Vettel, secondo posto dietro di noi, tenta appunto il sorpasso diretto nei riguardi della nostra Williams. Vediamo ancora, si tentano 4 giri, 3 giri circa difensivi. Ragazzi, niente, ve lo dico ragazzi, non riusciremo a tenere completamente perché le gomme già le sento io adesso molto delicate, non posso fare grosse accelerate, soprattutto quelle posteriori, mamma mia, guardate come sono ridotte. E purtroppo la strategia è questa, non possiamo fare altrimenti, dovevo girare, forse dovevo partire dal 10° posto in qualifiche e non girare, vabbè. Intanto si prova a fare del nostro meglio e attenzione, dove è finito Vettel? Dove è finito Vettel? Mamma mia, non ho guardato. Vediamo un po' dove è andato Sebastian Vettel. Chissà, forse ha investito. Notizie dai box, ci vorrebbe la vocettina informatrice, ma ancora niente. Le gomme stanno tenendo per adesso parecchio. Ok, 2 decimi in meno. Io intanto le accelerate brusche le sto evitando, ragazzi, dovete vedere come vado abbastanza piano. Ok, ancora si procede. Fernando Alonso dietro di noi, vediamo se possiamo distanziarlo. E guardate quanto è veloce Fernando Alonso, molto vicino, è tentativo del DRS, lo conduciamo all'esterno, è meglio. Attenzione ancora, non riesce a superarci. Siamo a 307 km/h all'interno, ragazzi. Noi all'esterno però, rischiando di più, siamo usciti. Ok, attenzione, vedete la gomma posteriore sinistra come slitta, perché non ha più battistrada per sfogarsi, diciamo, e far sfogare la sua potenza. Vediamo un po', ancora si va. Fernando Alonso ancora scruta la prima posizione come un falco. Niente ragazzi, non teniamo, addirittura dovrò fare un altro pit stop, mamma mia. Le gomme proprio in questo gioco hanno un'usura proprio micidiale. Su Formula 1 2012 non era completamente così, forse qui hanno esagerato un po' nei riguardi dell'utente, nei riguardi invece della CPU hanno lasciato perdere tutto, perché è impossibile che Fernando Alonso e gli altri, nonostante 2 giri di sosta in meno, abbiano le gomme così integre. Si nota addirittura il pneumatico anteriore sinistro come scarno. Comunque ragazzi, che cosa avevo detto? Reggevamo sì e no 3 giri, siamo al 12° giro e inizia la nostra sofferenza, ragazzi. Siamo proprio qui per tenere, ragazzi, al massimo, ma non credo che ce la farò. Possiamo resistere massimo un giro così, un giro solo. L'ultimo giro non ce la faremo completamente. Le gomme, guardate la gomma sinistra posteriore, proprio non ce la faremo, ragazzi, ve lo annuncio. Non riusciremo a tenere la strada. Potete vedere già in queste curve io come faccio molta difficoltà a tenere la macchina e cerco di fare la qualsiasi pur di conservare il maggior numero di punti per le gomme. Attenzione, si parte ancora una volta. Qui dobbiamo utilizzare tutto il nostro KERS, perché è la sezione dove possiamo avere maggior difficoltà e sono proprio le gomme posteriori a darci problemi. Le anteriori sono ottime. Attenzione, Fernando Alonso nuovamente ci passa in questa fase. Vediamo un po' se possiamo lanciarci all'interno. Ragazzi, ogni giro è sempre più difficile. Grande, stiamo mantenendo la posizione con i denti. Ok, Difendilo con i denti. lo sto difendendo, amico mio. Se potessi trasferire la trazione da posteriore ad anteriore sarebbe davvero fantastico. Ma è qua che Fernando Alonso vuole tentare ancora un sorpasso, perché ha le gomme 100.000 volte meglio delle nostre, ma ha paura di entrare in frenata molto rischiosamente e appunto guadagniamo qualcosa. Allora, abbiamo carburante più di un giro. Metterei la miscela elevata adesso, ragazzi, così riusciamo a essere molto più rapidi. Attenzione. Qua ho consumato le gomme come davvero in maniera proprio unica. Attenzione, ancora si procede. Io davvero, ragazzi, faccio un gioco con gli analogici per evitare il controsterzo e il testacoda.
Rimangono ragazzi ancora 2 giri, credo. Vediamo un po'. Sì, 2 giri ancora. Ragazzi, ve l'avevo detto, 3 giri potevamo resistere. Niente, oddio. Attenzione. No, non ce la facciamo ragazzi. Perdiamo davvero tanto tempo. Peccato, era una bella gara che potevamo vincere. Però dovevo forse ritardare con le gomme morbide per finire con le... Vabbè, lo stesso avrei perso il vantaggio sia con le gomme morbide sia adesso con le dure. Quindi abbiamo posticipato la nostra perdita di vantaggio. Però finché tengono ragazzi e non scoppia nessuna gomma, io tengo. Anche se dovessi perdere 4 posizioni. Piano, piano, qua pianissimo. Ecco, potete vedere già le gomme come slittano. Andiamo che siamo lontani da Nico Rosberg almeno. Guardate le gomme come sono. Ma ragazzi, ve l'avevo detto, non ce la facciamo a finire la gara. Proprio questa umidità e proprio questa usura, questo asfalto molto incandescente non ci fa davvero procedere nella maniera corretta. Potete vedere come non riusciamo a distribuire bene la potenza, perché le gomme posteriori, la gomma anteriore destra è perfetta per essere al 13° giro, ma le altre due, probabilmente quella posteriore sinistra, se non la cambiamo ragazzi scoppia. Quindi attenzione. Io ragazzi tengo con i denti, qua andando pianissimo, proprio non le voglio usurare completamente. Ultimo giro tra poco. Piano. Ok. Miscela elevata adesso. Vediamo di spompare la nostra autovettura nell'ultimo giro di questa gara davvero intensa di emozioni. E sarà qua. Attenzione, mamma mia. Lewis Hamilton si fa vedere all'ultimo giro. Ragazzi, davvero la nostra autovettura implora di essere fermata. Le gomme sono color proprio rosso vivo, mamma mia. Attenzione, vediamo di sfruttare un po' la gomma anteriore destra. Cerchiamo di frenare solo con quella. Attenzione. Ah, posteriore. Ah, ok. Ok, forse ho capito. Abbiamo usurato molto di più le gomme posteriori perché ho impostato il freno sul posteriore, ragazzi. Però davvero mi trovavo molto bene con questo freno. Attenzione. All'ultimo giro non ci credo. Attenzione, gomma contro gomma. Mamma mia, la nostra autovettura la spingiamo a fatica. Mamma mia. Adesso ci ho pensato, ragazzi. Spostiamo la frenata sull'anteriore. Lasciamo perdere il posteriore per adesso. Oddio. Avanti. Adesso ci penso, ragazzi, perché noi in quel modo frenavamo di più col posteriore. Scusate, nella prossima gara sarò sicuramente molto più preparato. Non mi era mai capitato, siccome in questa gara, ve lo spiego, mi trovavo molto bene io con la frenata posteriore. Non pensavo all'usura, cioè non me ne sono neanche accorto, perché girava appunto nelle prove libere quei pochi giri e basta. Invece è importante. Andiamo. Vedete ragazzi come non riusciamo a distribuire bene la potenza. Attenzione, intanto ci toccano. Attenzione, oddio. No, non poteva finire altrimenti. Ragazzi, vedete un po' come... Attenzione, niente. Avete visto? Oddio. Vediamo se riusciamo a conquistare. Ragazzi, vedete, non la tengo più la macchina. Non la tengo più. Avvertimento, ho causato incidente. Però ecco appunto, non riesco più a tenere niente. Oddio, attenzione, intanto ci passano davanti. Oddio. Sorpassi vietati. Sebastian Vettel vince la gara. Vabbè. Avete visto ragazzi, ultimo giro. Nelle ultime 3 curve le gomme non hanno tenuto più e siamo finiti al 7° posto purtroppo, dopo una gara molto intensa. Mi dispiace, però avete visto. 7° posto, non male. Non male, eravamo al 1° posto, amico mio. Vabbè. Ci possiamo dimenticare ragazzi il 1° posto nel campionato piloti.
perché dopo questa gara davvero dovevamo vincere, siamo stati 15 giri in vantaggio e poi come al solito all'ultimo giro per colpa delle gomme sempre più usurate non ce l'abbiamo fatta. Mi dispiace, però avete visto, ho dato del mio meglio per tentare quindi la vittoria. Le gomme non hanno tenuto più, ho dato proprio il massimo per tenerle fino alla fine, ma hanno tenuto 15 giri. Nel 14esimo giro, nelle ultime 3 curve non hanno più tenuto le gomme posteriori e basta, è finita. Però questa è una cosa importante, le gomme la frenata posteriore deve essere impostata, quindi deve essere regolata. Io andavo molto bene con la frenata posteriore, però sicuramente avete visto come le gomme si sono usurate radicalmente. Va bene, non importa, siamo sempre al terzo posto, potevamo probabilmente vincere, però va bene ragazzi, spero che vi siate divertiti comunque. Lo so che anche voi speravate nella prima posizione, però vabbè, capitano. Mancano 2 gare, se dovessimo vincerle tutte e 2 credo che arriveremmo a 260 e qualcosa. Ancora si può vincere, però non credo, ormai siamo molto lontani. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, ci becchiamo nella prossima avventura. Dimenticavo, ve lo dico adesso anche perché me lo sono ricordato ora, avevo intenzione, sempre con la vostra approvazione, di non fare un altro campionato in Formula 1 2013 con queste macchine. Volevo provare la sezione delle auto, eccola qua, delle auto antiche. Come potete vedere nella Formula 1 classica ci sono le auto antiche. Volevo provare quindi nella sezione Gran Premi, per esempio iniziando un nuovo evento, va bene, sì, lasciamo perdere. Ok, per esempio con una bella Ferrari, eccola qua, la Ferrari del 1988, ok, di Michael Schumacher, perfetto. Chi è quest'altro? Gerard Berger, ok. Proviamo invece per esempio con Michael Schumacher, potremmo provare una bella gara, una serie di gare. Vediamo se invece si può fare. Allora, modalità scenario, che cos'è? Vediamo un pochettino. Sorpassa la Ferrari. Ah, ho capito, sono dei particolari momenti della nostra avventura. Potremmo provare per esempio diversi Gran Premi, oppure la Williams di quei tempi, per esempio con Alain Prost, eccolo qua. Vediamo se si può fare per esempio 3 giri, prosegui. Ecco qua, possiamo impostare per esempio questi tracciati. Eccoli qua. Allora, come vi dicevo, volevo provare con le auto antiche a effettuare tutti i Gran Premi, ragazzi, del circuito, tutti i Gran Premi quindi odierni. Come potete vedere nei circuiti antichi si scontano quindi esclusivamente solo 2 tracciati, mentre potremmo utilizzare tutti i circuiti di Formula 1 2013 per correre con le nostre macchine e quindi effettuare proprio un nuovo campionato. Il problema è che le classifiche non si possono scrivere, ma le classifiche le scriverò io su un foglio Word e poi ve le caricherò direttamente online per farvele vedere con i determinati aggiornamenti. Invece di fare sempre magari la stessa cosa, potremmo lanciarci quindi in una gara, in delle gare del genere con una scuderia, per esempio un'altra, per esempio con la Ferrari dell'88 potremmo giocare con Michael Schumacher, grande appunto pilota, e vedere un pochettino cosa fare. A me piacerebbe più così ragazzi che in quell'altro modo, perché ormai quella storia la sappiamo, eppure stesso voi anche molti di voi vogliono vedere questa modalità classica. Comunque a me farebbe piacere. Voi fatemi sapere la vostra opinione. Ciao a tutti.